Zona logistica semplificata di Venezia e del Rodigino. Bene lo stanziamento di 80 milioni di risorse in crediti d'imposta contenuto nel disegno di legge coesione all'esame del Parlamento. L'attesa è stata lunga, sottolinea il senatore Dem Andrea Martella, ma questo atto da solo non basta ad assicurare un progressivo sviluppo della vasta area, quasi 4.700 ettari di zone industriali in abbandono e 17 comuni polesani che fanno da contorno ai porti di Venezia e Chioggia. Finalmente sono state messe delle risorse, circa 80 milioni, che non sono sicuramente sufficienti per dare continuità a questo tipo di intervento e quindi ho già proposto di inserire dei finanziamenti anche per gli anni successivi e ce ne occuperemo al Senato con il decreto che dovremo esaminare. Un aumento adeguato degli stanziamenti e la loro erogazione costante nel tempo, non solo limitata al 2024. Il Partito Democratico si appresta dunque a chiedere al governo un ulteriore sforzo per dare gambe, dice Martella, a questo strumento di rilancio produttivo del territorio, per completare il quale deve essere adottato in tempi celeri il decreto attuativo sul credito d'imposta e nominato il comitato di indirizzo che farà parte della regia d'intervento. Il Veneto ha bisogno di essere, e soprattutto l'area di Venezia e del Rodigino, un luogo capace di attrarre nuove imprese e di favorire una nuova fase di sviluppo e per questo l'abbiamo pensata, è un'occasione importante sia per l'impresa che per il mondo del lavoro che non va persa.